La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale fa prendere corpo al provvedimento dell'assessorato regionale alla sanità. In Sicilia si va verso la riduzione dei punti nascita. Stando al decreto, entro il 1° ottobre, dei 70 reparti di ostetricia e ginecologia ne dovrebbero restare in funzione solo 42. Niente da fare dunque per 28 punti nascita con meno di 500 parti all'anno, e tra questi figurano anche le 5 strutture inizialmente salvate in Commissione Sanità all'Ars: la clinica a Tardi di Santo Stefano Quisquina, Mussomeli, Corleone, Nicosia e Bronte. Nell'Agrigentino si potrà continuare a partorire all'ospedale San Giovanni di Dio, al Civili Riuniti di Sciacca e al Barone Lombardo di Canicattì. Confermata la chiusura del punto nascita del San Giacomo d'Altopasso di Licata, ma l'elenco potrebbe ancora subire variazioni. I direttori generali dovranno infatti monitorare l'attività degli ospedali fino al 30 giugno per proporre alla Commissione eventuali deroghe alla chiusura che appaiono comunque improbabili, visto che, come spiega il presidente della Commissione all'Ars, Giuseppe Laccoto, a livello nazionale si prevede di chiudere i punti nascita con meno di 1000 parti all'anno. L'unica speranza è per le strutture che si trovano in zone disagiate, perché difficilmente raggiungibili o isolate. Ed è proprio su questo che proverà a far valere le ragioni per mantenere aperta la clinica a Tardi di Santo Stefano Quisquina il sindaco di Bivona e deputato regionale del Partito Democratico Giovanni Panepinto. La clinica, sostiene il parlamentare di Sala d'Ercole, come testimonia il numero elevato di nuovi parti, è oramai diventata un punto di riferimento importante per più di 14 comuni del comprensorio della montagna. Per Panepinto la deroga è indiscutibilmente un fatto di estrema necessità per un'utenza che sconta il gap di un vero e proprio isolamento con le città dotate di presidi ospedalieri. Annuncia battaglia anche il palermitano Salvino Caputo del PDL, che invoca l'impugnativa del decreto al TAR a difesa dei punti nascita nelle strutture di Cefalù, Corleone e Petralia. Anzi, impedire al Papa di andare a